Settembre e ottobre potrebbero essere i mesi in cui si potrebbe disputare l'ultima parte finale di questa travagliata stagione di eccellenza, parliamo chiaramente al condizionale, e che potrebbero decretare sia le promozioni che le retrocessioni. Nei mesi di novembre e dicembre partirebbero sia il calciomercato che le iscrizioni, mentre a gennaio 2021 prenderebbe regolarmente il via la stagione 2020-2021. Sarebbe questa l'idea del presidente della LN di Sicilia, ingegnere Santino Lopresti, che in più interviste ha tenuto a sottolineare che i campionati dilettantistici vanno opportunamente conclusi sul rettangolo di gioco. Va ricordato che per chiudere la stagione di eccellenza Sicilia 2019-2020 mancano all'appello 6 gare e nel girone A guida la classifica il Dattilo con 58 punti, 6 in più della diretta rivale Canicattì e 9 sull'Agragas che insegue in terza posizione. Ci sono in palio ben 18 punti, ma sembra assai difficile che la compagine trapanese si faccia sfuggire tanto facilmente l'obiettivo della Serie D. Ma attenzione, perché attualmente si sta studiando su un'altra ipotesi assolutamente da non scartare, e cioè le prime 8 in classifica andrebbero a disputare i playoff, mentre le rimanenti i play-out. Per il prossimo anno, infine, ha tenuto a sottolineare il presidente Santino Lopresti, per venire incontro alle società e ai loro problemi di natura economica, ci saranno iscrizioni gratuite, spalmando gli oneri relativi alla stagione 2020-2021 nei prossimi 10 anni e facendo arrivare i contributi governativi alle società. Chiaramente si tratta di ipotesi, anche perché, per come sono messe le cose, è ancora prematuro parlare di ripresa degli allenamenti e poi si andrebbe a giocare senza pubblico sugli spalti. Tutto dipende chiaramente anche da ciò che si svilupperà nei prossimi mesi e da ciò che si deciderà a livello nazionale e regionale per contrastare il diffondersi del Covid-19.